2 mesi sono passati dal tragico incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete di Padova, una sorta di giro di boa che ha velocizzato quanto in meno di 60 giorni è stato oggi ratificato in Regione a Venezia. Un piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, sottoscritto da enti pubblici, sindacati, associazioni datoriali, costruttori, vigili del fuoco, Spisal e INAIL, tutti insieme ad apporre una firma importante. Tutti gli interlocutori del territorio hanno firmato questo accordo che non è un documento di intenti ma è proprio operativo, misurabile partendo dal fatto ad esempio che la Regione assumerà 30 nuovi controllori dello Spisal, che si farà formazione, che si metteranno in contatto i nostri controllori con i responsabili aziendali, che andremo nelle scuole in ogni ordine e grado a parlare di sicurezza nel lavoro. Abbiamo avuto 33 morti dall'inizio dell'anno, una media di una cinquantina di morti all'anno e vogliamo abbandonare questo primato. E oggi abbiamo definito un modello di confronto importante. Siamo la prima regione in Italia con questo accordo importante sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo modello deve essere trasportato in altri tavoli, ma soprattutto nelle altre regioni d'Italia. Attraverso questo metodo, secondo me, si innesca l'importante solidarietà di portare all'obiettivo zero, quindi alla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, e soltanto con questo sistema si possono abbattere gli incidenti e le morti in tutti i luoghi di lavoro. Formazione e informazione, tutto viene messo in campo per prevenire infortuni e malattie professionali. Un documento che deve lavorare soprattutto sulla prevenzione e dobbiamo fare di tutto perché quando si parla di decessi non c'è storia che tenga, bisogna assolutamente puntare all'ideologico zero decessi, ed è quello dove tutti insieme ci dobbiamo spendere per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Un lavoro comune che è anche un messaggio per Roma sostanzialmente, questo va fatto a livello nazionale. Ma guardate, quando si parla di determinati argomenti non è solo un messaggio per Roma, è un messaggio per tutti, è un messaggio che naturalmente, se questo impianto funzionerà, bisogna cercare di approfondirlo ovunque. Questo è il dato importante, che ad oggi non ci sono stati corporativismi o prese di posizione. Si è capito che il tema della sicurezza, si è capito che le morti ad oggi non sono più sostenibili. Oggi una persona deve alzarsi la mattina e deve tornare a casa, non può pensare di alzarsi, andare al lavoro e morire per lavorando. I dati sulle vittime restano preoccupanti. Agricoltura ed edilizia sono i settori dove si è percentualmente registrato il maggior numero di incidenti sul lavoro. È un costo troppo alto, la società veneta non può permetterselo. Noi ci auguriamo che con le risorse umane che verranno assunte entro il 2018, 30 risorse umane, potranno senz'altro dar fiato a una riduzione sia degli incidenti sia sulle morti sul lavoro.